Io vi devo un ringraziamento molto fraterno ai compagni socialisti di Venezia che sono, oltre che degli amici, sono stati, nel caso di quelli più anziani, anche dei compagni di lotta, come si diceva un tempo, quindi mio padre Bettino. Io sono particolarmente grato per questo appuntamento. Sono onorato anche della presenza di oratori, di intellettuali illustri, giovani e vecchi. Considero Tommaso un giovane intellettuale, così come Visa, i compagni che animano la federazione, e naturalmente anche gli amici che sono di esperienza diversa, di identità diversa, e che tuttavia però hanno attorno a questo dibattito hanno detto la loro, l'hanno detta positiva. Quindi io aggiungerò soltanto poche cose. Anzi, mi sono domandato, ascoltando Massimo Cacciari, per quale ragione voi mi aveste invitato, nel senso che non c'era bisogno. Dopo le parole di Cacciari mi resta poco, veramente poco da aggiungere. Però ho riflettuto naturalmente sul tema, sul titolo, e la riflessione che faccio parte innanzitutto da una constatazione, se volete anche di carattere personale, cioè, avete notato, ci sono voluti 10 anni per poter parlare serenamente di un uomo politico che ha segnato un pezzo importante della storia democratica di questo Paese. Non sempre ci si riesce. Io vedo, anche leggendo i giornali o i mattinali, che ormai sono diventati questi nostri giornali, più che Craxi della grande riforma, della scelta mediterranea, l'intuizione politica del protagonista di una fase dell'ultima parte del secolo che sta alle nostre spalle. Si parla di Mariuolo. Oggi veniva ricordato la sua celeberrima frase con cui liquidò, in modo anche abbastanza così spontaneo, la vicenda che colpì Mario Chiesa, che era un amministratore socialista del Piombo Triguzio, che fu beccato, come si suol dire, con le mani in pasta, e da cui discese poi la slavina di quella degenerazione, che coincise paradossalmente anche con la fine di una parabola politica, non del PSI, ma della cosiddetta Prima Repubblica. Inevitabilmente il crollo del muro di Berlino e la fine della logica di Yalta apre una fase nuova, apriva una stagione nuova, non avendo colto prima l'occasione, o non essendo stati capaci di costruire e non avendo colto nella sinistra questa occasione, immediatamente siamo finiti in bocca all'avventura politica. Io considero che cos'è il dopo Craxi. Per i socialisti, diciamo, après lui le déluge, cioè la tragedia, la scomparsa, la diaspora, la criminalizzazione, la persecuzione, che ha raggiunto anche dei limiti assurdi, che lasciamo perdere, diciamo, quelli che magari meritavano anche di avere da parte dell'opinione pubblica un disdoro. Però la persecuzione socialista è avvenuta negli uffici, nei luoghi di lavoro, nelle scuole, nei confronti della comunità socialista è stato fatto oltre, è stato pagato un prezzo che è andato oltre qualsiasi prezzo politico che si può pagare alla propria vicenda politica, ai propri errori. Après lui le déluge perché la Seconda Repubblica, le cui premesse erano fondate sulla necessità di dare a questo Paese. Io sono molto contrario, lo dico perché viene usato spesso, non perché io abbia qualche avversione particolare verso D'Alema, ma sono contrario all'idea che ci si è fatta del paese normale. Il paese normale nel mondo non esiste, cominciamo a dire che non c'è un paese normale. Ormai la società occidentale, le società democratiche, diciamo pure la società, il mondo della globalizzazione affronta con difficoltà
società tutte le grandi questioni che lo attraversano. Vi sono difficoltà di governo, diciamo, una società preordinata sul piano democratico certo aiuta la risoluzione di problemi. La democrazia certo è un meccanismo che quando funziona in qualche modo rende le società del benessere non più tranquille, però guardate che nel mondo le società sono in crisi, è cambiato il rapporto capitale-lavoro, è cambiato il rapporto fra cittadini e governo, cambia perché c'è sono società sempre più spinte verso un certo egoismo, individualismo che ti porta verso la ricerca delle libertà civili prima, libertà economiche poi, e viceversa avanzano società sempre più dominate da un'idea autoritaria. Le teocrazie si stanno imponendo anche per questa ragione. Anche in paesi che erano sempre stati tutto sommato meno permeabili all'influenza della religione nella loro vita. Ci sono paesi, io parlo per esperienza della cara Tunisia, cara per tante ragioni, e io vedo come improvvisamente in questi 10 anni un paese laico, un paese che aveva fatto della laicità, dell'emancipazione femminile, dell'idea, diciamo, del progresso combinato con la democrazia, dell'idea di un paese arabo che tuttavia, pur mantenendo il proprio rapporto con la tradizione, evitava l'invasione, e anche loro cominciano a fare fatica. Io vedo per le strade di Hammamet donne col velo che non 20 anni fa, quando ero bambino, ma 10 anni fa, prima del Torre Gemelle, non c'era. Ora, sto volando alto, sto dicendo che quando noi parliamo di un paese normalità, noi viviamo in società sempre più complesse, e la debolezza della politica e della sua proposta è anche figlio del fatto che non si riflette mai abbastanza e con sufficienza e con sufficientemente quanto sia stato alto il prezzo che abbiamo pagato alla fine dei partiti e delle ideologie, e quanto questo nuovo meccanismo che ci siamo dati, non parlo di sistemi elettorali perché poi alla fine vanno padroneggiati questi sistemi elettorali, magari qualche cosa di buono riusciamo anche a calare anche dai sistemi elettorali pessimi, quanto questa mancanza di capacità di riflettere seriamente cosa sia stato la fine, la crisi della